Da parte dell'amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto proseguire in segno di continuità questa rassegna Pieve Incontra, che coinvolge in prima battuta l'interesse di cittadini di Pieve di Soligo, ma porta anche molte persone da fuori comune e da tutto il Triveneto per vedere appunto questa rassegna ormai giunta all'8ª edizione. Per noi è quindi un fiore all'occhiello, un onore ospitare appunto personaggi di lustro qui in Teatro Carini. Quest'anno abbiamo voluto selezionare figure eterogenee che possono dare il loro punto di vista diverso per appunto raccontarci di temi di grande attualità come la guerra, come appunto l'ecologia, tematiche giovanili. Iniziamo il 20 marzo con il Cardinale Zuppi che ci parlerà di tematiche giovanili, ecologia e guerra, poi proseguiremo con la Mannocchi, inviata di guerra, che ci racconterà delle guerre in atto, Siria, Ucraina e Palestina. Continueremo nell'ambito sportivo, quindi daremo uno spazio per lo sport con un grande capitano del Milan, Franco Baresi, e finiremo con Oscar Farinetti nell'ambito appunto del culinario, e quindi anche perché vogliamo portare avanti questa tematica, visto anche il grande interesse culturale che ha la città di Pieve di Soligo, ma anche interesse enogastronomico, e pertanto appunto tratteremo questi temi che ci rendono orgogliosi di portare avanti anche il nome della città di Pieve di Soligo. Anche nelle scorse edizioni abbiamo avuto tutto esaurito, quindi oltre 400 posti occupati appunto da cittadini di Pieve e fuori comune, quindi questo per noi è una grande soddisfazione, vuol dire che investiamo dei soldi, però abbiamo un riscontro molto positivo. Questo dà appunto lustro alla città di Pieve di Soligo, e crediamo che invitare queste figure possano essere anche d'esempio per le generazioni, anche per le giovani generazioni della nostra cittadina.